Abbiamo un regista, questa non è solo televisione ma è anche metatelevisione perché c'è un regista dalla parte degli ospiti in questo caso. Benvenuto a Diego. Buonasera a tutti, ciao, sono Diego, faccio il regista, faccio spot, documentari, cortometraggi, due di questi sono andati anche in concorso al Davide Donatello e sono qua per parlare di un documentario su Giorgio Cavazzano, famoso disegnatore della Walt Disney e altro. Ne abbiamo parlato anche qualche puntata fa, peraltro avremo un collegamento telefonico con la giornalista Silvia Gorgi che lancerà anche un'altra iniziativa sempre legata al mondo dell'arte e del cinema. Eccolo qua Federico, tu hai mandato una mail alla Zanzega e noi ti abbiamo invitato. Buonasera, Federico Urban di Jesolo. Sei emozionato, poi parleremo proprio di soldi. Parleremo di elite artistica veneta perché appunto il nostro Diego sta realizzando questo grande lavoro su un personaggio che è unico al mondo, quello che ha disegnato i paperi per Disney e insomma le famose copertine dei dischi di Mina, anche se non sbaglio. Sì, sto realizzando questo documentario su Giorgio Cavazzano, che ricordiamo che è uno dei più grandi disegnatori della Walt Disney, ma non solo della Walt Disney, ma comunque nell'ambito della Walt Disney, è pubblicato in 23 paesi del mondo, è di Venezia, quindi da parte mia c'è un grande studio sulla città di Venezia, sulla quale ho fatto più di un documentario. La cosa nasce da una mia ricerca sugli artisti del territorio, quindi anche da parte mia c'è un'attenzione importante sul territorio, però volta poi dopo a esportare nel mondo tutto quello che facciamo qui, dove solo la maestria umana può fare quel dato lavoro e non può essere sostituito dalla macchina. E quindi ho cominciato e ho trovato Giorgio Cavazzano, il quale aveva visto già dei miei lavori, uno su Maestro Vetrario di Murano, adesso sto facendo Sogni Mosaici, insomma una serie di lavori. E quindi un po' alla volta abbiamo cominciato a collaborare e a fare questa cosa, questo documentario. Devo dire che io già stavo facendo un documentario su Álvaro Siza, un architetto portoghese, un premio Pritzker, che equivarrebbe al Nobel per gli architetti, e si è purtroppo fermato questo lavoro. Vedremo se ricomincia. C'è anche un'opera non terminata di Álvaro Siza a San Donà di Piave, mi confermi Daniele, vero? Assolutamente, un immobile che era stato commissionato da Dimensione Fuoco, Progetto Fuoco scusate, e tra l'altro ti racconto questo aneddoto perché... Allora Silvia, tra l'altro abbiamo in studio, anche questo grazie a te perché come sempre tu collabori con noi, soprattutto per quanto riguarda le tematiche legate al cinema, abbiamo il regista di questo docufilm di cui parlammo tempo fa. È qui con noi, non so se lo sai, Diego è qui in studio. Ciao Silvia. Sì, senti, a tal proposito, ciao Diego, volevo ricordare che questa serata, la serata dedicata a Bimbi in Gamba, ha come regia quella di Barbara Nanni, che sarà in studio da voi la prossima settimana, Sì. di Film Arte in Studio, che di fatto appunto è uno degli organizzatori insieme a Paola Toffono di Pathos Associazione. Poi ci sono tanti altri sponsor ma che vi ricorderanno loro. Ricordo Barbara perché Barbara ovviamente è anche nel progetto che riguarda Diego, quindi questo documentario dedicato al grande maestro Disney Giorgio Cavazzano. Perfetto, io intanto ti ringrazio Silvia, ti auguro un buon sabato sera, un buon weekend e ci sentiamo molto presto. Assolutamente. Ciao Grazie. Diego! Ciao Silvia. Ciao Silvia, ciao! Diego, allora anche tu fai parte di questo gruppo, no, che produce cinema in Veneto. Io dicevo qualche trasmissione fa che col fatto che c'è un po' stata la dismissione di Cinecittà a Roma, il Veneto si è riportato a casa un po' di produzioni cinematografiche. Sì, speriamo di far diventare Marghera un bel centro di produzione cinematografica tipo Studios, sarebbe bellissimo per me, il mio sogno. Per il tuo lavoro c'è. Sì, no, sarebbe un sogno, vabbè. Comunque sia, niente, stiamo realizzando questo documentario e come dicevo prima, partendo da quella che è stata la mia esperienza nell'ambito dell'architettura, io poi dopo mi sono farcito la mente di documentari tipo Louis Kahn e via discorrendo, My Architect e via discorrendo, e penso proprio che la strada che prenderemo è questa, partendo da Venezia, girando un po' tutta l'Italia, andando a cercare i vari
amici e collaboratori di Giorgio Cavazzano per spiegare, per raccontare una storia che è italiana ma anche veneta, che è veneziana, che è prodotta da Barbara Manni e Paola Facco di Film Art Studio, anche la mia casa di produzione che risulto essere l'esecutivo oltre che il regista, e anche con il crowdfunding che abbiamo messo in piedi e i fondi della regione che comunque hanno accettato e quindi sosterranno l'iniziativa che soprattutto non fa altro che valorizzare la produzione culturale veneta, che ha già avuto, come posso dire, il consenso di Disney in questo caso, visto Giorgio Cavazzano uno dei più importanti a livello mondiale, e non dimentichiamo che è il secondo dopo Karl Barks ad aver avuto un contratto con Disney che gli permette di dipingere quadri a tema disneyano. E quindi, ha la licenza di utilizzare quelle immagini. Lui può dipingere. E quindi con il crowdfunding, la regione, altri finanziamenti su cui stiamo lavorando, vorremmo portare avanti questa produzione di questo documentario e poi confezionarlo e distribuirlo a livello sia nazionale che internazionale. Il crowdfunding è possibile raggiungerlo su Indiegogo, basta cercare su Google Cavazzano Indiegogo e riuscite a raggiungere. E ognuno può contribuire. Può contribuire. Noi la vediamo un po' come una finestra o una porta per il pubblico di appassionati, di fans che vogliono partecipare a questa avventura in modo attivo, partecipare a una giornata con l'autore, cioè ovviamente nel una raccolta fondi molto democratica che dà dei benefit a chiunque possa dare un piccolo contributo, ha l'opportunità di magari portarsi a casa un disegno dall'artista stesso, di conoscere di persone, di stare un giorno insieme ad Abano, sarà questa cosa. Durante le riprese assistere alla produzione. Ci saranno altre iniziative, la proiezione, foto, insomma una serie di opportunità a chiunque vorrà partecipare attivamente alla produzione di questo documentario. Walter, tutto a posto? Tutto procede. Quindi fra un po' tu in altri volentieri, assolutamente. Ringrazio il regista Diego, in bocca al lupo per il docufilm su Cavazzano, sarà sicuramente un successo e grazie di essere stato con noi. Crepi il lupo e ti ringrazio Daniele e insomma speriamo di proiettare nel mondo la cultura veneta, che è molto più poliedrica di quello che si possa pensare, e Crepi il lupo è questo progetto in cui credo io, e Film Art Studio e Goldwyn Film. Se volete partecipare a questa iniziativa sapete che su Indiegogo basta cercare Cavazzano, ma anche su Google, e su Google trovate tutti i riferimenti anche per me, per Film Art Studio, per Cavazzano, trovate tutte le informazioni. E per partecipare a questo grande progetto. Io ringrazio, saluto e un ringraziamento. Grazie mille, ringrazio Federico.